Signora, cosa consegnare sta busta? Signora, non sono una signora. Ascolta, Loredana, per te, ho una Ecco. busta per te, d'accordo? Non sei che diamo l'ergastolo all'orca assassina. Ma cosa c'entra? Lasci qui la busta, per favore. Si dia una calmata, sa signora. Non l'hanno ancora. mica vaccinata lei da piccola. Cosa? No, perché arroganza, bruttura, ignoranza ti ha fatte tutte, amore. Ma guarda Fermo cosa. e trivalente. Senta, dammi sta busta e va via. Senti, coca. Coca. Non sai che se l'orsetta si perde l'orsetto lavatore. L'orsetto lavatore. Benvenuti al nostro Minuto Politico, ancora con il nostro ospite, l'assessore Ciano Contin. Senz'altro. Ci parli un po' del suo programma politico. Grazie per la domanda, dottoressa Gruber. Vede, non sono la Gruber. noi abbiamo in mente, prima di tutto, primariamente, il benessere dei nostri cittadini. Noi proprio abbiamo caro che essi si sveglino al mattino che stanno pulito, che affrontano la giornata splendidamente, no? Ecco che abbiamo ideato un progetto con cui ogni mattina gli mandiamo sui telefonini una barzelletta, per farli sorridere subito al mattino. Un nuovo progetto. Come si chiama questo progetto? Mattino Teridi, capire? Perché il mattino Teridi, Teridi, ma Teridi. diventa anche una domanda, no? Mattino Teridi, che deriva queste buiade dell'assessore. Sì. E ora facciamo un esempio pratico, perché la gente non capisce. Domani mattina mandiamo sta barzelletta qua, ascolta, Sì, no, ma... Tasi, sta buona. Ascolta, setto perché all'ippodromo non c'è più gli autovelox? No. Perché i cavalli capire? Cavalli, All'ippodromo, certo. no? I cavalli, Sì, i sì, cavalli, sì. che seria li hanno cavalli, No, li hanno tolti. li hanno, tolti. li ha tolti? Sì. Li hanno cavalli. Sì, però anche per oggi termina qui il nostro Minuto Politico. Alla prossima puntata. Li hanno cavalli, i cavalli. Secondo te è capire? Amore, No, amore, niente, oggi no, oggi non è giornata, ho un sacco di lavoro da fare, piene di carte e di faccende da sbrigare, devo andare a casa prima per dare a trovare mio figlio all'asilo, portarla a casa dei nonni, devo andare a fare a spesa, trovare roba per i gatti e in più stasera ho anche un impegno, per cui per favore oggi non sta a rompermi e scatole. amore, illumina la mia giornata. Oh, grazie. Date fuoco!